C'era una volta là, ben che unica, era una fabbrica davvero unica e profumava di cioccolato. Tutte le case del vicinato, tutte le case del vicinato. Io mi ricordo la Venchi unica, era una fabbrica proprio speciale, era una fabbrica davvero unica, tutte le donne con il grembiale ad incartare le caramelle, i gianduiotti, le nugatine, e mi sembravano tutte bambine, erano linde ed erano belle. C'era una volta la Venchi unica, era una fabbrica davvero unica e profumava di cioccolato. Tutte le case del vicinato, tutte le case del vicinato. C'era una volta la Venchi unica, lì si facevano le cose buone, era una fabbrica davvero unica. Questa caramella a me piace, me la mangio piano, gnam gnam gnam. Subito mi metto il cuore in pace, non reclamo se la mamma dà l'ordine di risciacquare i denti, impedendo che la carie in profondità s'addentri. Questa caramella a me piace, ma mi piace anche quella che nascosi là. Quella caramella a me piace, me la mangio in fretta, ai ai ai. Di nascosto a mamma, ecco tace, lei se n'è accorta, sono guai. L'ordine di risciacquare i denti, impedendo che la carie in profondità s'addentri. Mi arriva dentro le orecchie, abbinato a scappellotti che fan dire ai. Presto nascerà una sorella, me l'ha detto mamma, voglio che a lei sia dato il nome Mella, e così parlando io a lei le dirò: sei Mella mia sorella, tanto cara caramella caramella. Mi divertido a dire mille volte cara. Di cucina che descrive ogni sorta di dolciumi con farina, dal biscotto alla torta. Lo consulta sempre mamma cucinando, e non vi dico quanto cibo esce smamma e finisce dentro al libro. Libro diventa commestibile, gatto s'avventa, vuole prendere, ma anche il cane sopraggiunge, e che baraonda c'è. Pagina 7 Zabaglione c'è, pagina 9 cioccolato c'è, pagina 10 una mandorla, chi se la mangerà? C'è un libro di cucina che descrive ogni sorta di dolciumi con farina, dal biscotto alla torta. È così impiastricciato che si stenta a capire, tanto mamma l'ha imparato a memoria. Ma che dire dei due litiganti che vogliono il libro e si inseguono, cane e gatto con grande impeto spostano il tavolo. La torta fatta che ci stava su trema, si muove, è caduta giù, sopra ci casca il librone che sempre più sporco è. Pagina 5 un candito c'è, pagina 20 uno chantilly, pagina 10 una mandorla, e chi se la mangerà? C'era una volta la Venchi unica, era una fabbrica davvero unica e profumava di cioccolato.
tutte le case del vicinato, tutte le case del vicinato. Io mi ricordo la Venchi unica, era una fabbrica proprio speciale, era una fabbrica davvero unica, tutte le donne con il grembiale ad incartare le caramelle, i gianduiotti, le nugatine, e mi sembravano tutte bambine, erano linde ed erano belle. C'era una volta la Venchi unica, era una fabbrica davvero unica e profumava di cioccolato. Tutte le case del vicinato, tutte le case del vicinato. C'era una volta la Venchi unica, lì si facevano le cose buone, era una fabbrica davvero unica, con i due marchi Venchi e Talmone, con armonie così perfette, e corrivivano le ricette, quanti segreti lì dentro gli elenchi degli ingredienti di Silvano Venchi. C'era una volta la Venchi unica, era una fabbrica davvero unica e profumava di cioccolato. Tutte le case del vicinato, tutte le case del vicinato. Anche se Venchi non è più unica, non arriva il suo cioccolato, nella sostanza lei rimane unica, lei ci delizia col suo gelato. C'era una volta la Venchi unica e profumava di cioccolato, era una fabbrica davvero unica, in questo canto io l'ho ricordata. C'era una volta la Venchi unica, era una fabbrica davvero unica e profumava di cioccolato. Tutte le case del vicinato, tutte le case del vicinato, tutte le case del vicinato, tutte le case del vicinato. Gozzano innamorato di tutte le signore che incontrava dentro alle caffetterie. Nel 1907 io lo so, pensava son Gozzano e lo si ingozzano. Signore e signorine, con dita prive di guanto, scelgon la pasta ma quanto gli torna bambine, perché nessuno le veda, volgon le spalle in fretta, sollevano la veletta, divoran la preda. Vestivano con guanti, in testa la veletta, ma te le vedi adesso, ti chiedo la fudetta, un'ultima parola che sa di belle époque, di tutto ciò è rimasto veramente poc. C'è quella che si informa, pensosa della sua scelta, quella che invece è svelta, trascura la tinta, la forma. Un'altra c'è che con arte sugge la punta estrema, e invano perché la crema sto uscendo imprevista da un'altra parte. Qui non c'è differenza fra ieri e oggi, e penso che anche in futuro si immergerà nel denso impasto di pignola, di gianduiotto là, mugliebre universale, gran golosità. Ma perché non m'è concesso, o legge inopportuna, di accostarvi da presso, baciarvi ad una. Gozzano innamorato di tutte le signore che incontrava dentro alle caffetterie. Nel 1907 io lo so, pensava son Gozzano e lor si ingozza.